Se non ci fosse la descrizione e le informazioni che troveremo stasera, se non ci fosse la descrizione che adesso vedremo nei manoscritti antichi, nei manoscritti dei Qumran, quelle che vedremo stasera, che io la chiamo gioiello tra gioielli, di tutti i manoscritti, tutti gli altri manoscritti speciali della categoria ebraica Tanakh sarebbero invani, pur straordinari per il fatto che hanno rivelato informazioni che sono all'avanguardia rispetto alla scienza moderna, pur rivelando informazioni, descrivendo le informazioni che sono state all'avanguardia riguardo astronomia moderna, pur rivelando tutto il futuro nelle linee più importanti negli ultimi diversi millenni fino ad oggi, se non ci fosse la descrizione che c'è stasera, che è la più bella, più importante e straordinaria, tutto sarebbe invano. Anzi, sarebbe anche drastico sapere che tutte le cose vanno, sono andate, continuano ad andare come descritto, sapendo che se non ci fosse questa verità che stasera vedremo, questo contenuto qua, rivelato per la rivelazione dell'Eterno, Elohim Adonai Yah, colui che è autore dei rotoli speciali, dei rotoli della Tanakh, che abitanti di Qumran copiavano. Se non ci fosse questa verità, che purtroppo, devo dire una cosa, se non ci fosse questa bella verità che rivela come possiamo diventare giusti, tutto il resto sarebbe invano. Ed è una verità che direi praticamente è stata ribadita molte volte nei rotoli antichi della Tanakh, nei rotoli ebraici, ed è stata ripresa dai giudei, quando il giudaismo e il mio popolo ebraico si è diviso praticamente, quando è nato il giudaismo intorno alla figura messianica dell'uomo storico e Messia, re dei giudei, e che si è propagata in tutto l'impero romano. Questa verità è stata ripresa altrettanto molte volte, come anche nell'antichità è stata più volte sottolineata nei scritti degli antichi. Però mi sono reso conto che sia nell'antichità, all'epoca antica del mio popolo ebraico, e nell'epoca recente, dopo la divisione del giudaismo intorno al Messia, figura messianica nell'impero romano, questa è una verità che secondo me è stata più volte, tra virgolette, stata nascosta sotto i detriti delle filosofie umane, sotto la polvere praticamente delle tradizioni umane, e anche sotto i pesi di quello che sono le logiche umane, della compressione e concetto che per diventare giusti c'è la regola del commercio, no? Se tu dai qualcosa a me, io non do qualcosa a te, quindi è come se per dire tu ricevi, ma è impossibile che ricevi così, gratuitamente a niente, o magari una cosa che non è gratuita, ma è stata pagata tanto e viene data così. Cioè incredibile, quindi in varie epoche questa straordinaria verità è stata seppellita sotto tutti questi detriti, sotto tutta la polvere delle usanze, delle tradizioni, delle logiche umane, e non è una verità facilmente da accettare. Non si accetta facilmente questa verità perché forse non è nelle idee delle nostre logiche umane. E l'altra cosa, forse per questo si faceva molta fatica a prendere, pur leggendo queste descrizioni che adesso vedremo, forse una delle più difficili verità di imparare, da mettere nella testa che sia così. Non entra facilmente, o perché per alcuni sarebbe troppo bello che sia vero, o per alcuni non può essere perché sono abituati che c'è commercio, la logica del commercio, mi devo meritare qualcosa prima di pretendere o pensare di aver diritto o godere certe benedizioni o il futuro e così via. E quindi, siccome fa molta fatica per essere accettata, essere imparata, presa
in seria considerazione, altrettanto si fa. Una volta che è stata presa, sembrerebbe che di tutte le rivelazioni che ci sono nei rotoli è la verità che più facilmente si dimentica. Cioè si fa fatica a prenderla, a impararla, ma esattamente come lentamente si impara, velocemente si tende a scordarla e perderla di vista e perderla dalla mente, questa grande verità che riguarda come diventiamo giusti. Poco fa ho sentito una persona che, quando ho detto che stasera parliamo dei contenuti rotoli, uno dei più importanti, più belli contenuti rotoli è descrizione come si diventa giusti, no? E una persona poco fa mi ha detto, allora si parlerà della legge morale. Vedete? Ma attenzione, anche io da ragazzino, la prima cosa che ho pensato, il mio primo pensiero, agli albori della mia infanzia, cioè da bambino, la prima cosa che ho intuito da bambino è come se ci fosse una bilancia. Sono cattivo, le opere che ho combinato non buone da una parte, le cose che sono in regola sono cose buone dall'altra, e pensavo, quando prevale una di queste, posso essere considerato e mi considero, potrei essere considerato giusto, buono, oppure cattivo, non buono, non giusto. Ma è incredibile, sembrerebbe che non è così nei rotoli antichi. Anzi, un'altra cosa ancora interessante è questa. Spesso si dice che, come si dice ai bambini, no? Fai così, la mamma, se fai così, se sei ubbidiente, se hai cose buone, giuste, la mamma, papà ti amano, no? Sei apprezzato, sei amato. Allora si ha l'idea che anche l'amore sia condizionato, l'affetto, dal nostro comportamento. Invece nei rotoli, essere considerati amati è una cosa, da quello che si vede in particolare, uno dei rotoli che più loro copiavano e amavano tanto è della Tanakh e dei profeti, profeta Isaia, in cui l'Eterno molte volte ha fatto capire che il suo amore non è condizionato. Cioè è un amore altruistico, non è condizionato che tu sia in una maniera o l'altra, ti amo, non è questione, non è condizionato a quello che tu fai. Tu fai le cose che sono state dette, non giuste, maligne, ma le sue viscere, dice, si commuovono, soffre, dolore, tribolazioni, però espressioni d'amore ci sono. C'è il richiamo a ritornare a me perché io ti amo e così via. Quindi non è condizionato l'amore. La stessa cosa, il discorso invece della giustizia, adesso andremo a vedere come si diventa giusto, no? E cosa antichi rotoli rivelavano a proposito. Allora, perché questa verità è stata ripresa più volte in diversi rotoli e vedremo in diversi rotoli? E perché non solo questa verità, tante altre verità sono state date a diversi testimoni oculari e sono dentro diversi rotoli della Tanakh. Così Tanakh non è fatta di 5 rotoli di Mosè o di 10, ma stiamo parlando di una ventina di rotoli, stiamo parlando di diversi testimoni oculari che vivevano in diverse epoche e in diverse epoche ha aggiunto sempre qualcosa in più. Perché le profezie non furono date soltanto in una volta e basta, invece sono su una tematica data in diversi rotoli e in epoche diverse? Ecco cosa fu detto, ecco che perché abbiamo così diversi rotoli di questa categoria speciale che contengono sue parole. Perché le rivelazioni non le dava subito in una volta, ma piano piano. Così la parola dell'Eterno è stata per loro, precetto su precetto. Poi ripete, precetto, traduzione su precetto, regola su regola, regola su regola. Un po' qui, un po' là. Ecco perché sono sparse diverse tematiche e profezie insieme, praticamente in diversi rotoli della Tanakh. Ecco perché ci sono tanti. E quando leggiamo Bereshit, che parla dell'antica epoca dei Semiti e dei Sumeri, e parla dell'Ur di Caldea, della città
da cui fu chiamato Abramo, il patriarca, il padre degli ebrei, nella Bereshit, nella Genesi, che in tante copie si racconta questa storia, abitanti di Qumran potevano leggere, leggevano una descrizione che riguarda Abramo. Abramo, durante la sua vita, quando è stato chiamato, ha seguito colui che l'ha chiamato. Ha lasciato quella civiltà di Ur di Caldea per vivere nelle tende, per seguire colui che l'ha chiamato, e andava controcorrente. Tutti avevano i dei che erano materiali, di qualche oggetto visibili, questo era invisibile, era reale, quelli non erano reali. E cosa interessante, anche se lo seguiva e metteva le cose in pratica che gli diceva, racconto della Genesi, della Bereshit, racconta che comunque si adoperava a mettere le leggi dell'Eterno. E infatti in alcune volte l'Eterno lo chiama mio amico, lo considera amico, Abramo, e dice: io lo so che lui, dopo di lui, dirà alla sua casa come Abramo che osservava le mie leggi, statuti, decreti, quindi metteva in pratica le cose che ha preso dall'Eterno. Però una cosa fantastica, anche se accadeva che Abramo faceva degli errori, come è successo in Egitto, ha detto il falso, e di qua, di là, qualcosa succedeva, comunque, cosa è successo? Anche se capitavano queste cose qua, per cui lui si dispiaceva e parlava con l'Eterno e quindi si ricordava che il Messia avrebbe tolto le colpe, anche lui faceva sacrifici degli animali che ricordavano questa cosa qui, era considerato giusto perché il numero delle colpe che ha fatto era minore rispetto a tante cose buone che faceva, tante cose che metteva in pratica, l'Eterno gli diceva. O in base a che cosa fu considerato giusto? Adesso andiamo a leggere, tra le copie della Genesi e nella Tanakh e anche nella 70, abbiamo questa bella descrizione e traduzione. Una sera dalla tenda chiamò l'Eterno Abramo di uscire fuori di vedere le stelle, cielo stellato. E gli disse, poi l'Eterno lo condusse fuori e gli disse, guarda, considera, mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli, Abramo, credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Cioè, vi rendete conto? La descrizione che abbiamo nel Bereshit, che abitanti di Qumran copiavano, insegnano e dicono che Abramo è diventato considerato giusto non in base alle opere di ubbidienza che faceva, ma in base che ha avuto fiducia in quello che diceva l'Eterno. Si fidava di l'Eterno, aveva fede nell'Eterno, aveva fiducia che quello che lui dice è veritiero e di conseguenza lo seguiva. Quindi non fu preso in considerazione giusto perché faceva opere buone, perché ha abbandonato Ur di Caldea, magari metteva più cose in pratica. No, veniva considerato, per la sua fiducia, era considerato giustissimo. E questo è quello che copiavano. È vero che quando leggiamo Bereshit, come frutto di questa fiducia, ci sono poi le opere che si vedono. Perché se tu hai fede, quando uno ti dice esci dall'Ur di Caldea, vai verso la terra che io ti dico, vuol dire che se hai fede e ti fidi di lui, e questo ti fu annoverato in conto in giustizia, comunque questa fede si vede perché in pratica poi qualcosa si vede. Perché è uscito di Ur di Caldea, è andato verso terra di Canaan, ha alzato le sue tende, è andato, si è fatto seguire da lui, quindi si vede questa fede dalle pratiche. Però non fu considerato giusto per via delle opere, ma fu messo praticamente in conto in giustizia questa sua fiducia nell'Eterno. Si fidava dell'Eterno, che l'Eterno quello che diceva è vero. Sentite qui un'altra cosa riguardo Isaia. Isaia, colui che scrisse questo rotolo, che era testimone oculare dell'Eterno, che ha sentito le sue parole, sentite che impatto ha avuto lui e come si sentiva lui quando ha incontrato e ha visto l'Eterno Adonai. Allora io, Isaia, dissi, ahimè, io sono perduto perché sono un uomo
dalle labbra impure. E non solo. Quindi hanno capito che perfino coloro che testimoni oculari non è che erano senza colpe, imperfetti e altre cose. No, ben altro. Si sentivano impuri. E chiunque di noi, quando si scontra con 10 parole che sono espressione del carattere dell'Eterno, si sente davanti a quelle 10 parole impuro. C'è sempre qualcosa che spunta e vediamo che nel passato abbiamo fatto qualcosa, quindi nessuno di noi che si senta a posto è imperfetto. E guardate la traduzione da questa parte del rotolo, dice così, non solo riguardo Isaia, ma riguardo tutti noi. Tutti siamo tutti come una cosa impura. Potrebbe essere che tra di noi qualcuno combina meno cose, qualcuno di più, o nel passato ha combinato meno colpe e qualcuno di più, e si sente orgoglioso perché dice le mie sono roba da poco e quindi io sono giusto, quegli altri sì, sono ingiusti perché hanno fatto cose tante e gravi. Non è così. Qui c'è scritto, siamo tutti come una cosa impura, nemmeno uno. E tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco, un panno lordo, un panno lordato. Quindi tutte le cose che ci possiamo sforzare, dire guarda, le opere di misericordia, il volontariato, il bene che faccio, altre cose, nulla di questo riesce a togliere le colpe del passato o quelle presenti. E neanche se sono tante a cancellare minoranza di quelle colpe che ci sono, che sono adesso o sono state fatte. Tutto di buono che possiamo prendere in considerazione, nostra giustizia, tutti quanti noi siamo una cosa impura e le nostre opere di giustizia come un abito sporco, non si riesce a fare niente. Ed è così sia che è stato copiato in greco sia in ebraico. E per questo la profezia che riguarda il Messia dice 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per la città Gerusalemme, per essere ricostruita, ma per che cosa far? Far cessare la trasgressione. Come si metterà fine al peccato? Come si metterà fine ai crimini e alle colpe? Come si andrà a espiare l'iniquità e le colpe? Come? Come si stabilirà una giustizia eterna? Come? Ecco come. Dice il Messia sarà messo a morte. Così si espierà il peccato, così si stabilirà una giustizia eterna, così si metterà fine. E le profezie del rotolo della prima grotta di Qumran, che è stato nascosto qui, è stato copiato praticamente qui a Qumran 2 secoli prima di Cristo. Prima di Cristo, riguardo il Messia fu scritto così: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, per le nostre colpe lui ha pagato, schiacciato per le nostre iniquità, nostri peccati, nostre colpe, ha ricevuto percosse, per cui abbiamo la pace, il castigo per cui abbiamo la pace su di lui, il castigo è caduto su di lui, noi che dovevamo essere castigati possiamo stare in pace, ha preso al posto nostro, e per le sue ferite e lividure noi siamo stati guariti. E l'altra cosa che dice, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui le colpe di noi tutti. L'iniquità di tutte le persone, tutti gli abitanti del nostro pianeta, dai nostri progenitori fino all'ultimo che ci sarà, tutte sono state depositate su di lui. L'Eterno ha fatto ricadere su di lui le colpe di noi tutti. È stato maltrattato, umiliato, non ha perso bocca al posto nostro. Come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non ha perso bocca. Ha preso tutte quelle cose via per le nostre colpe, per pagare per noi. Ha versato la sua vita, continua il rotolo della prima grotta 1QISAA di Qumran, fino a morire, ed è stato annoverato fra i criminali, fra i malfattori. Egli ha portato le colpe, il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori, offrendo la sua vita in sacrificio futuro, dopo la sua morte sarà di nuovo vivo. Dice, offrendo la sua vita in sacrificio per le colpe, per il peccato, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima, ne sarà contento, felice, soddisfatto. Per la sua conoscenza renderà giusti molti. Solo per conoscenza. Lui e Abramo si sono conosciuti.
Abramo ha avuto fiducia in lui, l'ha seguito, gli ha messo questa fiducia che si è tenuto stretto a lui in conto di giustizia. Chi si rivolge a lui e viene conosciuto da lui, e chi si rivolge a lui inizia a conoscerlo, legge le sue parole qui, legge le sue parole quando era in terra, che ha detto. Dice, per questa conoscenza lui renderà giusti, non è che loro fanno qualcosa per essere resi giusti, no, diventano loro resi giusti per quello che lui ha fatto, per quello che lui fa, e non solo, come anche perché si caricherà delle loro iniquità. È lui che, le colpe non si possono togliere con i nostri sforzi, le nostre buone opere, no, vengono tolte perché si è caricato lui, perché se qualcuno si rivolge a lui si può ricaricare di nuovo di quelle colpe, nel senso che ha già pagato per tutte, e quindi così possono diventare giusti. Ovviamente nel testo di prima del rotolo c'è scritto che ha preso le colpe di tutti, ma non tutti diventeranno giusti. Renderà giusti molti perché c'è libero arbitrio, non sforza nessuno. Ama tutti quanti, ha pagato per tutti quanti, ma solo coloro che si rivolgono a Lui e vogliono accettare questa cosa qui, con libero arbitrio, abbandonarsi a Lui, arrendersi a Lui, donarsi a Lui, possono sì beneficiare a diventare giusti, ma non per quello che fanno loro, ma per quello che Lui fa. Questo sono parole del rotolo. E che questo sia vero, anche se è troppo bello per essere vero, ma è una verità straordinaria e vera, è ripetuto un'altra volta. Guardate la traduzione di questi testi che abbiamo letto. Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco, e continua. Isaia descrive questa bella rivelazione. La mia anima festeggerà. Perché cantare Hava, Nagila Hava, su, gioite, gioite, con cuore allegro? Per quale motivo? Svegliatevi, perché la più grande notizia è questa, la mia anima festeggerà, c'è da fare festa, nonostante che siamo, o che possiamo trovarci come Isaia, con un abito nostro di giustizia, con la nostra vita lordata, si può fare gioia, si può festeggiare, perché ecco la buona notizia. La mia anima festeggerà nel mio Dio, nel mio Elohim. Perché se veniamo da Lui come Isaia è andato, o chiunque si rivolge a Lui, sentite cosa c'è scritto? Perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha coperto con manto della giustizia. E siccome questo rotolo è stato copiato dagli abitanti di Qumran, quante volte hanno copiato che giusti non si diventa perché noi facciamo qualcosa, ma perché si arriva da Lui, e Lui prende le nostre colpe, è Lui che ci riveste in un manto di giustizia. Questa espressione, in un manto di giustizia, guardate, si trova nel rotolo di Qumran, che fa parte, tra ritrovati i rotoli della prima grotta di Qumran. Nel 1QS, la sigla della regola della comunità, c'è scritto così, nel paragrafo: la colonna 4 del rotolo regole della comunità è un rotolo di cui loro sono autori, l'hanno inventato quel rotolo, quel rotolo non fa parte della Tanakh, non è un rotolo speciale, ma loro in questa regola della comunità citano molte cose dei rotoli speciali in base ai quali vogliono vivere, e sentite cosa citano quando parlano di mettere in pratica le cose, di seguire certe cose e così via, di rivolgersi all'Eterno e così via. Sentite cosa nella colonna 4 dicono, dice così: nell'abbondanza di pace per lunghi giorni, posterità feconda insieme a tutte le benedizioni perpetue, gioia eterna nella vita continua, una corona gloriosa con un abito magnifico nella luce eterna. C'è quell'espressione che troviamo nel rotolo della prima grotta, tra il rotolo profeta più preferito, che hanno copiato, quello di Isaia, si parla ci ha vestito nel abito magnifico, l'Eterno ci veste nella sua giustizia. Qui praticamente, anche se quel rotolo lo stesso racconta che sarai una corona nelle mani dell'Eterno e parla del magnifico abito di giustizia, anche il loro rotolo si prospera, si tende, si anela, si brama questo abito magnifico nella luce eterna, che non viene da loro, ma viene, come è stato detto
dal profeta Isaia. Un'altra cosa interessante è questa. Questo che vedete è la pagina, sono penultima e l'ultima pagina del rotolo che ho citato, regola della comunità. E in questa regola della comunità, ecco qui, visto che non possono fare affidamento della loro giustizia, sentite cosa dicono così? Tutto il mio canto sarà per la gloria di Dio, la mia lira e la mia arpa saranno per il suo santo ordinamento, e il flauto della mia labbra sarà la voce dei suoi giudizi. All'ingresso del giorno e della notte voglio entrare nel patto di Dio, all'uscita della sera e del mattino pronunciare i suoi statuti e così via e così via. E la mia iniquità è davanti ai miei occhi, come uno statuto scolpito. A Dio dico mia giustizia. Cioè hanno capito che la loro giustizia, cioè non esiste nostra giustizia, non possiamo produrla, è quella di rivolgersi a Lui. A Dio dico mia giustizia. E questa espressione, a Dio dico mia giustizia, questa espressione è molto interessante vedere questa cosa qui, guardate, che nei rotoli antichi, tra le copie che loro copiavano, è stato trovato, e c'erano le copie di Geremia, che faceva parte tra i profeti della Tanakh. E guardate, questa espressione, a Dio dico mia giustizia. Questa espressione, guardate qui, tra le note della Geremia, della Tanakh. Ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, profezia su Messia. Loro aspettavano che Messia fosse questo germoglio che verrà dalla stirpe di Davide, che regnerà da re, prospererà ed eserciterà il giudizio e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato. Infatti il Messia prende le colpe, così tutti che vogliono riferirsi a lui possono essere salvati. E Israele dimorerà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamato l'Eterno, nostra giustizia. Noi siamo l'unico pianeta che non abbiamo più la nostra giustizia. Avevamo, ma l'abbiamo persa. Non c'è più. Il nostro pano lordato, la nostra giustizia, la nostra condotta, reputazione è finita. Rispetto agli altri pianeti e agli altri esseri celesti che ce l'hanno ancora la loro giustizia propria, perché sono coerenti e seguono le vie della vita, non hanno commesso le colpe. Ma il nostro pianeta, tutti noi che nasciamo qui, abbiamo tutti rapporto purtroppo macchiato. Quindi l'unica giustizia che possiamo avere, se ci rivolgiamo a questo germoglio, il Messia, re dei Giudei, della stirpe di Davide, che viene chiamato l'Eterno nostra giustizia. E si ripete poi, in quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia che eserciterà giudizio e giustizia nel paese. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo si ripete di nuovo nel capitolo 33, prima era capitolo 23. Questo sarà il nome con cui sarà chiamata l'Eterno nostra giustizia. Quindi questo riferimento che abitanti di Qumran davano e dicevano, coscienti delle loro colpe, delle loro imperfezioni, e poi di dire a Dio dico la mia giustizia, è proprio un testo che si basa sui scritti della Tanakh, in cui si capiva e si apprendeva e si poteva apprendere che noi non abbiamo più la nostra giustizia, ma abbiamo l'unica speranza come quella di Isaia, che diceva che siamo tutti come i pani lordati e come foglie, il vento ci porta via, ma possiamo festeggiare nell'Elohim, nel nostro Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza e mi ha coperto col manto della giustizia. E questo manto non è stato fatto da noi, non è fatto di nostre opere buone che hanno superato quelle colpe del passato e nemmeno possono cancellare le colpe del passato, se no la morte di Messia non sarebbe stata necessaria. È un manto della giustizia che viene dall'Eterno. E questo leggeva un abitante di Qumran. E qui vorrei sottolineare un altro testo molto bello,
oltre che dicevano a lui dico mia giustizia, sentite qui cosa dicevano. Sempre regole della comunità, a lui dico la mia giustizia. E nelle sue giustizie cancella la mia trasgressione. E poi dice, io appartengo all'empio Adamo, al consiglio della carne di ingiustizia, le mie iniquità, le mie trasgressioni, i miei peccati, con le perversioni del mio cuore, mi associano al consiglio dei vermi e di coloro che camminano nelle tenebre. E poi continua e dice, quanto a me, se vacillo, la benevolenza di Dio sono la mia salvezza per sempre. Poi continua e dice, mi ha fatto avvicinare per mezzo delle sue misericordie, con le sue benevolenze egli introdurrà il mio giudizio. Con la giustizia della sua verità egli mi ha giudicato, con l'abbondanza della sua bontà espierà tutte le mie iniquità. Quindi con l'abbondanza della sua misericordia potranno essere espiate tutte le mie iniquità. Quindi questo loro hanno appreso, e sentite cosa dicono ancora. L'altro testo molto bello. Poiché senza di te non c'è via perfetta e senza il tuo beneplacito non accade nulla. Quindi non si può diventare perfetti, non si può diventare giusti senza di Lui. Questo loro hanno appreso molto bene ed è molto chiaramente scritto bene in queste le ultime due colonne che rispecchiano le parole dei rotoli antichi, cioè che la giustizia proviene da Lui. E vi ricordate, rotolo, i resti delle parole dei minori profeti, trovati in diverse grotte di Qumran, ma anche fuori di Qumran, tra i roti Mar Morto, si parla dei segni dei tempi, vi ricordate? Nel sole, luna e altre cose, prima del suo ritorno, quando inizia l'epoca particolare della fine. Lì c'è una bella notizia detta, anche se il giorno del suo ritorno è giorno terribile, perché si dice anche negli altri profeti, in Malachia, che eliminerà tutti gli empi. Tutti quelli che continuano a comportarsi empiamente saranno eliminati, distrutti come stoppia nel fuoco, vi ricordate questo? In modo da non lasciar loro né radice né ramo, e saranno come la cenere sotto la pianta dei piedi dei giusti. E nel rotolo prima grotta dice che questo non è una opera piacevole a lui. Nel rotolo Isaia dice è un lavoro insolito, inaudito, strano per lui, perché ama le creature. E in molti rotoli ha ribadito non mi compiaccio nella morte dell'empio, piuttosto mi piace che l'empio si converta verso di lui, smetta con l'aiuto suo di fare del male e viva. Questo gli piace, non la morte dell'empio. E buona notizia è che prima che succedano tutte queste cose qua dice, avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Cioè per avere la salvezza basta invocarlo, rivolgersi a Lui. Questa è la cosa più importante da fare. Non è che a volte uno propaga, pensa e attende di fare tante cose, perché giusti si diventa non per qualcosa che noi abbiamo fatto, ma perché Lui ha preso le nostre colpe. Quindi invocando Lui, rivolgendosi a Lui che è la nostra giustizia, che è Lui che ha preso le colpe, il cambiamento, tutto il resto può venire, ma solo se si rivolgiamo e uno si rivolge a Lui. Addirittura non c'è scritto neanche che c'è bisogno di avere la fede. Si può invocare a Lui anche se si è atei, anche se si è gnostici e non si è certi nel dubbio se esiste o non esiste. Ma se uno, in base a quanto descritto, inizia ad aprire la possibilità che ci fosse, se lo invoca può diventare giusto, salvato, aiutato, addirittura così. E questo lo vedremo tra poco. Infatti, qualsiasi nostra condizione sia, come Rotolo prima grotta dice, venite quindi discutiamo assieme. Dice l'Eterno, se le vostre colpe e crimini sono talmente grandi e difficili, cioè non si scandalizza, venite e parliamo. Seguitevi da me, venite, ci penso io a farli diventare bianche o puri come lana. Dice qui, sono io, proprio io, sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più le tue colpe, i tuoi peccati. A volte quando uno perdona, dice ok, gli ho perdonato, stiamo adesso in contatto, stiamo parlando, però c'è sempre qualcosa, un pregiudizio, sì, sta parlando, ma sempre c'è ritorno, mi ricordo cosa mi hai fatto nella mente. E non c'è quel slancio, amore, quella cosa, non è il perdono nel cuore.
Qui dice non ricorderò, sinonimo in ebraico dal perdonare, non mi ricordo di. Come fanno bambini a volte, quando veramente gli fai un torto, continuano come se non ci fosse stato nulla, si scordano. E dice qui, nel tornare a me, nel riposare in me, sarete salvati. C'è l'enfasi che venendo a Lui, parlando con Lui, riposandosi con Lui, stando in compagnia con Lui, si può essere salvati. Poiché l'Eterno io, tuo Dio, ti prendo per la mano destra, traduzione di Isaia, e ti dico non temere, io ti aiuto. Anzi, c'è una cosa affascinante. Nel rotolo della prima grotta, nel capitolo 44, versetto 22, c'è un testo incredibilmente bello e straordinario, in cui lui dice così: se proprio andiamo parola per parola a tradurre senza badare alla regolarità della grammatica italiana, ci verrebbe così, ma il testo comunque è straordinario, dice così: cancellai come la nube di te le trasgressioni di te, e come una nuvola i peccati di te, ritorna a me poiché riscattai te. Vedete, qui non c'è la grammatica italiana, è proprio la traduzione interlineare. L'ebraico è parola per parola la traduzione. C'è il fatto di dire ho cancellato le trasgressioni tuoi e le tue colpe come una nube, e poi dice torna da me perché io ti ho già riscattato, o io ho pagato un prezzo per te. Cioè, sentite, non dice quando sarai tornato da me e mi avrai invocato, io cancellerò le tue colpe, io pagherò per quelle tue colpe e ti riscatterò. No, dice guarda, io ti ho già riscattato, io già ho pagato, io ho già distrutto le tue colpe come una nube. Quindi prima di tornare a lui, già incoraggia, io ho già fatto le cose che... Il problema è come qui dice, ma tu non mi hai invocato, anzi ti sei stancato di me. Ecco perché abitanti di Qumran quando dicevano ti invoco la mattina, all'inizio della sera, all'inizio di un nuovo giorno, quindi la mattina o quando finisce il giorno alla sera e così via, prima di ogni lavoro, prima di prendere una pietanza, di mangiarlo, prima di iniziare un'impresa, iniziavano a benedirlo, quindi di stare con lui, invocarlo, stare con lui. Questo è la cosa molto importante, oltre a meditare le sue parole e stare con lui. E questo fu detto che anche i re, futuri re di Israele in Giudea avrebbero dovuto tenersi le sue parole per leggerli ogni giorno e fare queste copie per la lettura. E nelle parole, come nel mini rotolo, fu detto, ripeti queste parole ogni giorno. Quando ti alzi, coricati con queste parole, sue parole, pensando a Lui, stando con Lui, camminando a Lui. Questa è la cosa che veniva chiesta. Ecco perché un altro testo molto bello dei rotoli, che dà una bellissima definizione, guardate qui, ma il giusto vivrà per la sua fede. Cioè non soltanto che Abramo credette, ha avuto fiducia in lui, che quello che dice lui è vero, si è attaccato all'Eterno, ma il futuro, come si potrà vivere nel futuro? Chi potrà vivere in continuazione? Chi sarà considerato giusto? Sì, saranno considerati giusti e potranno vivere, ma per le opere? Per la quantità di buone opere che hanno fatto? No. Per la fede e fiducia che hanno in Lui, che sono attaccati. E questo testo lo troviamo sia nella Tanakh, ma questo testo si trova nel commentario sul rotolo Habakkuk, che fa parte, Avakum, di Tanakh, che loro hanno letto e l'hanno commentato, l'hanno pure citato. Quindi hanno trovato questo testo e nel loro rotolo, il commentario sul profeta Habakkuk, l'hanno citato. Ecco, questo è l'inizio, prime due colonne del commento loro, e questo è il rotolo loro. Non fa parte della Tanakh, ma citano i testi che sono usciti dalla bocca dell'Eterno, scritti nei rotoli speciali. Prime due colonne, ecco questa è un'altra colonna. E qui la cosa molto bella e interessante è vedere che qui citano passi che l'Eterno ha detto a profeta Avakum riguardo le visioni, riguardo il futuro, riguardo tempi difficili, di non scoraggiarsi, che le visioni non tarderanno, si realizzeranno, andrà tutto bene, e alla fine dice una cosa molto importante in questa attesa: il giusto vivrà per la fede. Il futuro possono avere le persone
che sono attaccati a Lui, che hanno fiducia che quello che dice Lui è vero e lo seguono, sono considerati giusti e vivranno nel futuro non per le opere buone che hanno fatto, ma per la fede. E che questo sia così, che i giusti si diventa non per le opere che facciamo, ma per quanto cosa ha fatto Lui e per la fede in Lui che ci rivolgiamo e abbiamo fiducia in Lui, lo seguiamo, si vede perché è ripreso anche già Giudaismo, il mio popolo ebraico, con questo finiamo adesso questa esposizione, citando dei testi interessanti da cui si vede che non soltanto questi testi erano importanti nella Tanakh ebraica, erano importanti per questo gruppo dei giudei ebrei che erano raccolti intorno alla figura messianica di Yeshua Nazaret, Yeshua Melech Yehudaim, re dei giudei. Sentite cosa descrivono loro, traduzione grazie alle 500 copie che ci sono nei musei, di quanto testimoni oculari hanno sentito da lui e da quanto insegnati, sia in base ai rotoli. La frase "il giusto vivrà per fede", che è una rivelazione dell'Eterno che ha detto a Avacum, e sta nella Tanakh, nei profeti minori, nella Tanakh, nei rotoli speciali che abitanti di Qumran hanno copiato, è stata ripresa sia dai testimoni oculari. Quando scrivono in tutte le comunità dell'impero romano, non soltanto agli ebrei, ai romani, ai galati, in diverse parti, tutti ripetono la stessa cosa. Sentite qui, Galati 3,11, poiché è manifestato che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Questa è la più bella notizia, che sia c'erano le persone che si volevano fare la circoncisione, e dicevano gli altri: osservate la legge di Mosè, fate la circoncisione. Non si diventava giusto per quello, non si diventava neanche per opere buone. Se uno metteva in pratica 10 parole dei 10 comandamenti del decalogo della legge, non si diventava giusto neanche per quello. La più bella notizia, che dice qua: nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà alla fede. E questo testo degli antichi viene di nuovo nell'epistola ai Romani, dove c'erano giudei e non giudei nella comunità, nelle prime comunità nell'impero romano, dice così: perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Di nuovo, terza volta ripetuto, e il giusto vivrà per fede, lo stesso testo degli antichi. Quindi questi giudei, intorno alla figura messianica, non hanno avuto una nuova fede, è la stessa antica fede di prima. Ecco perché Ebreo Paolo dice: vi è un Dio, una fede, un battesimo, una speranza, un Signore. È la stessa quella fede, dice, che è sempre una volta data ai santi, ai speciali. Non ci sono tante fedi. Questa antica della Tanakh è stata tramandata nel Nuovo Testamento, ma è sempre quella antica. Si diventava giusti in quella maniera. E sentite l'altra cosa molto bella: quando nell'impero romano mandavano epistole a diverse comunità, apprendevano lo stesso messaggio che nei rotoli antichi, che l'Eterno ha detto che non ha mai cambiato, come questo, Galati capitolo 2. Noi di nascita giudei, questo scrivono i giudei, intorno alla figura messianica, sia i giudei e non giudei. Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne, nessuna persona sarà giustificata per mezzo della legge. Sentite qui un altro testo che scrivevano in diverse parti dell'impero romano nelle comunità, Romani 3. Ma ora, indipendentemente dalla legge, traduzione dal greco, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Messia, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Come nell'Isaia, rotolo di Qumran, dice la stessa cosa: non c'è nessuno giusto, tutta la nostra giustizia, siamo tutti portati come le foglie. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma solo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è il Messia Gesù. Lui ha Dio preordinato per fare espiazione mediante la fede nel suo sangue.
come rotoli di Daniele. Messia sarà messo a morte e attraverso c'è espiazione delle colpe, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede di Gesù. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Come Abramo. Abramo fu considerato giusto perché ha avuto questa fiducia nell'Elohim, la seguiva e questo gli fu messo in conto di giustizia. La stessa cosa nei rotoli antichi viene ripetuta qua. E questo pensiero e gli altri simili continuavano a scrivere in altre comunità. Sentite qui, continua traduzione al greco. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede. Quindi se tu sei circonciso, non è che è osservanza della legge mosaica ti aiuta a essere giusto. Quindi giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Quindi la fede non significa una volta giustificati, avendo fede in Lui, iniziamo a andare contro i 10 comandamenti. Se si ha fede, si mettono ancora in più le pratiche, le 10 parole della legge che sono espressione del suo carattere. Ma non questo ci fa diventare giusti. E sentite qui l'altra cosa che altre comunità leggevano. Questo è il testo che in maniera molto esplicita dice questa bella straordinaria notizia dei rotoli antichi sulla giustificazione per fede, come si diventa giusto. Sentite qua riguardo Abramo. Se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Egli invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? La Tanakh? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. E continua. Ora a colui che opera, la ricompensa, la paga, il salario, non è considerata come grazia. Per modo di dire, avete un operaio nella fabbrica? Non potete dirgli alla fine mese, quando gli portate busta paga, guarda, ti faccio un'offerta, ti faccio un regalo, questo è un dono. No, il suo operare è un debito, è una cosa guadagnata, un salario. Quindi dice, ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ti faccio un perdono alla busta paga, ma come debito. Quindi se uno lavora, guadagna, tu gli devi, è un debito. E sentite qui cosa dice. Invece, colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, sentite che parole pesanti. Colui invece che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, dire che c'è un Dio misericordioso grande che giustifica un criminale, un empio, perché qui c'è scritto così, la sua fede gli è imputata come giustizia. Se l'empio si rivolge a lui con tutto il cuore, lo invoca, per tutto quello che l'Eterno ha fatto, ha preso, ha pagato le colpe, può essere considerato giusto se crede, si attacca a lui e accetta queste cose qua. E non in base all'operato, ma in base alla sua fede. E cosa bellissima, quando questo loro propagavano in tutto praticamente impero, volevano accentuare questa verità. Sentite, traduzione al greco, cosa scrissero a un'altra comunità all'impero romano, Efesini. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Ecco la morte, non quella nel sepolcro, nelle tombe, ma l'altra morte che si predica, come dicevano, buon messaggio. Il Vangelo si predica anche ai morti. Non si intende morti fisicamente, che hanno spirato e sono nelle tombe. Si sta parlando che sono vivi, ma sono morti perché chiunque
fa dei peccati e le colpe, va contro 10 comandamenti, la legge morale, e anche se sono vivi sono come morti considerati. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nelle colpe, nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che alla presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi, questo ebreo dice anche noi, anche io c'ero a essere figlio della disubbidienza, anche noi, fra i quali, anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma sentite qui cosa dice? Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore, con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, peccati, nelle colpe, ci ha vivificato con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E questa grazia dice, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Perfino la fede, quando ti viene fiducia in Lui, quando leggi le sue parole e senti, che viene, anche quello è un dono. E dice, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Non c'è nessuna cosa di gloriarsi. Dice, magari io ho fede, io sono meglio di te, ma che non c'è da gloriarsi. Anche questa fede che tu credi in Lui, hai fiducia in Lui, è un dono suo. Se uno si rivolge a Lui, come è successo già, adesso leggeremo alcuni episodi interessanti. Noi infatti siamo opera sua, creati il Messia Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. E quindi c'ha questi progetti, chiunque si rivolge a Lui ha la possibilità di realizzare un corso, un piano che ha per ognuno di noi. E così, sentite cosa disse ai Galati, agli altri che cercavano di diventare giusti con le loro opere, contavano sulla loro giustizia. Sentite qui, traduzione del greco. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Messia, da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Cioè, quando uno, come succede ancora oggi, o come nei tempi antichi, pensano, faccio determinate cose, prego, leggo, do elemosina, faccio la circoncisione, cerco di essere regolare in questo, quella, e così via, e tante altre cose come ebrei e non ebrei facevano, quando inizi a pensare a questi tuoi meriti, che dici adesso sono più simpatico nei suoi occhi, sono più accettevole, faccio più cose rispetto agli altri, allora mi sento più giusto. Sei scaduto dalla grazia, non vieni giustificato per le opere della legge, sei considerato colpevole, perché solo rivolgersi a Lui, che ha preso le colpe, può venire la giustificazione se ti tieni strettamente a Lui. E guardate cose interessanti che riguarda Lui e i Suoi discepoli, cosa si ricordano che questo sia vero. Vorrei ricordare alcuni episodi. L'episodio di Suoi discepoli che hanno descritto riguardo Lui. Un giorno è venuto un uomo che ha avuto un figlio epilettico, indemoniato, quello che ci sia, che l'ha portato a diversi medici e rabbini e altri, ma nessuno è riuscito ad aiutarlo. È scoraggiato che neanche i Suoi discepoli non ce la facevano a fare qualcosa, disse, se tu puoi fare, ti ho portato da te, aiutaci. E il Messia gli disse, se tu puoi credere, tutto è possibile a chi crede. E siccome ha capito che adesso in bilico era la guarigione del suo figlio e non aveva più fiducia che poteva fare, disse, aiutami nella mia incredulità. Incredulità vuol dire non è fiducia, quindi non mi fido, non credo che tu puoi fare. Però siccome ha intuito che è appesa la situazione, magari l'ultima chance, ha detto aiutami anche nella mia incredulità. Quindi quel testo, chiunque si rivolge a Lui, anche se non ha fede, è incredulo, non credo che può accadere qualcosa, sono sfiduciato, ma se si rivolge, lo richiama sinceramente, gli dice questo. Inutile dire fare confessioni di fede quando uno fede non ce l'ha o c'hai dubbi. Dici, io non ho parlare sinceramente con Lui, che è la cosa più potente che esiste, rivolgersi così, invocarlo, succedono le cose. E i discepoli hanno detto che gli ha guarito il figlio. Quando ha detto così sinceramente, vuol dire cercarlo con tutto il cuore, essere sinceri, gli ha guarito il figlio. Cosa ha espresso? Incredulità. Quindi neanche per fede. Quindi se uno chiama così com'è, viene, parla sinceramente, lo invoca, possono succedere cambiamenti e sono successi. Un altro esempio molto bello
riguardo questa cosa qui. L'episodio è avvenuto durante le ore del patibolo. 2 ladroni sul patibolo. Sulla croce c'erano 2 criminali insieme al quale c'era il Messia. E raccontano, tutte e 2 hanno fatto la stessa vita. Tutte e 2 sono venuti lì non perché erano innocenti, ma perché erano criminali. Tanto è vero che la bocca di uno, c'è testimonianza, dice, che parlava al suo collega, che prendevano inizialmente tutti e 2 in giro il Messia, ma poi a questo invece, vedendolo come si comportava, gli sono venuti pensieri diversi e disse all'altro: non hai paura della giustizia di Dio anche in questi momenti, perché noi riceviamo giustamente per quello che abbiamo ricevuto. Quindi se dovessimo guardare la paga per questi 2 criminali giusta è solo quello che giustamente ricevono la morte per atti criminali che hanno fatto. E infatti lui stesso ha pronunciato la condanna su se stesso. Cosa è successo? Ha avuto fiducia in lui, vedendolo come si comportava diversamente e vedendo quello che è successo legato alla sua vita, si è rivolto a lui non come l'uomo, ma come il Messia. E in quell'ora difficile ha detto: ricordati di me. E questo gli ha detto praticamente: oggi, io ti dico oggi, anche in queste condizioni che sto sulla croce, che vengo messo a morte, che tu sarai con me, sarai futuro nel mio regno, nel paradiso. Sentite una cosa interessante. Per quali opere? Che opera buona ha fatto ladrone, il criminale sulla croce? Nessuna! Ha fatto non opere buone, non ha fatto buone perché è stato messo in croce. E cosa interessante è questa cosa qui. Nel giorno che tutti l'hanno negato, in quel giorno in cui, oggi io ti dico, oggi che sono qui sulla croce, in questo momento, in questo oggi, nel futuro tu sarai con me nel mio regno. È stato giustificato per fede, non per opere. Le colpe del criminale sono andate sul Messia, ha pagato in quel momento anche per lui le sue colpe. Quindi, come dice Ebreo Paolo, è un Dio che giustifica l'empio, che giustifica criminale, è vero, ma perché un costo molto grande è stato pagato in quel momento sulla croce. E solo per la sua fiducia in lui, che si è attaccato a lui, è considerato giusto dall'universo e è considerato uno che ci sarà sulla terra nuova nel futuro. Per quale giustizia? Giustizia sulle opere? No. Solo per il sacrificio del Messia che si è preso le colpe e l'ha giustificato. Una cosa è certa: se questo ladrone della croce sarebbe stato lasciato in terra a vivere, avrebbe vissuto una vita completamente diversa, come un altro criminale, detto Saulo da Tarso, che quando ha incontrato ha avuto una vita completamente diversa di prima. Questo è certo, perché quando uno ha fede e si attacca a lui, anche la vita cambia, perché lui la cambia. Un altro episodio molto bello che è da ricordare è questa cosa qui. Ha raccontato l'esperienza di 2 persone che sono venute a pregare nel Tempio. Uno è un fariseo, che è preciso in tutte le cose descritte nei 5 libri di Mosè, che mentre pregava era talmente felice e contento della sua giustizia, delle sue opere buone, che ringraziava Dio di non essere come ladri, come criminali, come assassini, o come questo pubblicano. C'era un pubblicano che raccoglieva le tasse, categoria più peccatrice considerata in Israele, e quindi elencava tutte le cose buone che faceva. E Messia ha raccontato ai suoi discepoli che il fariseo pubblicano, che si sentiva colpevole, pregava sinceramente e disse: sì, abbi pietà di me, peccatore. E lui conclude e disse: chi di questi 2 è andato a casa giustificato? Non è andato il fariseo che per via di quello che faceva si credeva e faceva sì per diventare giusto, ma è andato a casa giustificato il pubblicano. Quindi ha fatto vedere esattamente che giustizia non si ottiene. Il pubblicano si sentiva spiritualmente povero. La frase che lui ha detto riguardo il suo regno, quelli che ci saranno nel suo regno, che tra poco sta per arrivare,
Disse, beati spiriti, poveri in spirito, perché loro è il regno dei cieli. Chiunque si sente orgoglioso di sé, si sente giusto, non è povero spiritualmente, non si sente povero spiritualmente, si sente perfetto, si sente giusto, sarà perché fa molte cose religiose, quelle mette in pratica, ma dice, non è il loro regno di cieli. Fariseo, pubblicano, che stavano lì, si sentiva giusto, è andato a casa non giustificato, dice Gesù. Quindi solo spiritualmente poveri, coloro che si sentono non perfetti, vedono le loro difetti e così via, dice, gioite il vostro regno dei cieli. Il pubblicano si sentiva così. Un'altra cosa molto bella che riguarda il centurione romano. Vi ricordate il centurione romano che è venuto da Gesù, che Gesù gli ha guarito il suo servo? Vi ricordate? Non era ebreo, ha avuto una fiducia in lui così grande che lui ha detto, nemmeno in Israele ho trovato così grande fede, una fede così come di questo centurione romano. Quindi chiunque si rivolge a lui con quella fiducia e lo cerca con tutto il cuore, viene considerato figlio di Abramo, viene considerato figlio della fede, viene considerato giusto. E cosa interessante, c'era un pubblicano, pubblicani erano considerati i peggior peccatori, Zaccheo di piccola statura che si era impiccato su un sicomoro per vederlo. E Messia quando l'ha visto ha detto scendi giù che oggi devo pranzare in casa tua. L'ha ospitato, questo era felicissimo perché erano considerati i peggior peccatori di tutti i pubblicani, a tal punto che ha detto guarda, tutto quello che ho metà darò ai poveri se ho rubato, e i pubblicani rubavano perché quando pagavano tasse pagavano di più, recupererò 4 volte, non doppio di quello che ho rubato, 4 volte di più. E Gesù disse, anche questo è un figlio di Abramo. È considerato giusto, figlio di padre della fede, di Abramo, del padre degli ebrei. E questa è la cosa bellissima. E cosa interessante ancora è questa, la parabola che è raccontata sul figlio il prodigo. Dice che il figlio il prodigo ha sparpagliato i beni del padre, ha voluto andare fuori dalla casa del padre e ha dissipato tutto con le prostitute, con la gente poco buona, e alla fine quando si è trovato nel disastro della sua esistenza che stava tra